Bentornati alla scatola della mente, siamo di nuovo qua e abbiamo anche ripreso, lavorando sempre con un motopicco che di tanto in tanto non ci fa lavorare serenamente, ma prima o poi insonorizzeremo del tutto. Torniamo con i dialoghi virali. Vi ricordate la nostra serie di trasmissioni iniziate e portate avanti durante il lockdown? Abbiamo cercato di portare alla vostra attenzione alcuni problemi, alcune caratteristiche di quel periodo disgraziato con delle trasmissioni pirata più o meno che cercheranno di aiutarci a dialogare con persone che comunque potevano darci delle riflessioni o anche dei pareri importanti e significativi sulla faccenda. Non dimenticandoci di quel tipo di lavoro che in effetti fu molto prezioso in quel periodo disgraziato e desiderando tenere comunque il livello di attenzione molto alto sul problema, riprendiamo i dialoghi virali perché in questo momento ce n'è molto bisogno, perché vogliamo comunque sia continuare a parlare del tema, non vogliamo assolutamente dimenticare affatto che siamo in una situazione storica molto particolare e quindi viviamo anche delle condizioni molto particolari, non dobbiamo dimenticare che dobbiamo capire, conoscere, intervenire anche a livello culturale, politico, questo tipo di situazione per garantire anche la protezione di alcuni nostri inalienabili diritti. E infatti per cercare di capire di più la situazione, anche per cercare comunque sia delle chiavi di lettura, noi invitiamo persone che ci danno pareri da diversi punti di vista, chi culturale, chi sanitario, chi politico, e questo è uno di quei momenti e questa è una di quelle situazioni. I dialoghi virali hanno di nuovo la possibilità di dialogare con una chiave, diciamo così, più politica per parlare di questa situazione. Oggi abbiamo quindi di nuovo la possibilità di interloquire con un movimento politico che è già stato con noi. Abbiamo avuto il piacere di avere qualche tempo fa in radio il dottor Maurizio Sarlo, fondatore e segretario nazionale del Partito Valore Umano, e anche oggi abbiamo voglia e il tempo e il piacere di avere con noi un altro esponente del partito, però questa volta a livello regionale, che ha accettato il nostro invito e è voluto venire qua a parlare e a raccontare alcune iniziative e a parlare con noi della situazione nella sua evoluzione. È con noi Alberto Cabiddu, segretario regionale, del Partito Valore Umano. Benvenuto alla Scatola della Mente, dialoghi virali. Alberto, salute, benvenuto. Grazie, bentrovati. Grazie. Allora, è stato molto interessante il nostro contatto con il dottor Cabiddu, signor Cabiddu, signor, va bene, signor. Benissimo. Signor Cabiddu, che è venuto qua, ci ha contattato e ha voluto chiedere spazio, e noi abbiamo volentieri dato spazio perché ci piace dare spazio, ci piace dare occasione di dialogo e di diffusione di idee, diffusione anche di progetti, per poter parlare quindi delle iniziative a livello locale del Partito Valore Umano. Già conoscete la storia del movimento perché la nostra intervista con il dottor Sarlo ci ha dato la possibilità di conoscere meglio l'iniziativa, la sua storia, quindi vi rimandiamo alla puntata dei dialoghi virali in cui è intervenuto il dottor Sarlo. Avevo molta voglia però di conoscere a livello locale la storia della diffusione di questo movimento, come iniziate, ci racconti un po', insomma, che fa di bello nella vita, intanto che cosa fa di bello nella vita e come è arrivato a contatto con questa realtà politico-movimentista, ecco. Sì, allora di nuovo buonasera a tutti. Niente, io sono una persona comunissima, lavoro nel mondo dell'edilizia da una vita, per scelta. Sono venuto a conoscenza di questo mondo, di questo progetto, diciamo, anche perché da diversi anni alla ricerca di un qualcosa che ci potesse portare verso un cambiamento vero. Io qui in Sardegna ho iniziato a partecipare a iniziative di tipo politico, popolare, diciamo che mi sono battezzato con il movimento artigiani e commercianti liberi Sardegna. Conosco tantissime persone, una marea di amici veramente, e lo scopo era quello puro di cercare di fare qualcosa per risolvere, insomma, i problemi che attanagliano le partite IVA in primis, ma ovviamente poi ogni cittadino. Certamente. Nel percorso alla fine ci ritrovammo inevitabilmente, dico perché in quel periodo era l'unico momento che pareva
portasse verso il cambiamento, e sottolineo pareva. Era il Movimento 5 Stelle. Io ci partecipai dall'inizio, ho verbali delle assemblee di quando eravamo un pugno, io ho verbali di assemblee di quando eravamo 15-20 persone che ci ritrovavamo a Oristano piuttosto che a Cagliari, piuttosto che a Sassari, quando come tutte le cose che iniziano ci deridevano e insomma ci davano per denti, mentre sottovalutavano il fatto che eravamo delle persone che volevano il cambiamento vero. Poi ovviamente col tempo si è scoperto tutt'altro, ma le cose d'altronde si scoprono strada facendo. E poi lì magari il passaggio importante col progetto Coem. Ma un altro passaggio che vorrei sottolineare importante da comune cittadino che si è appassionato di politica, però intesa come la intendeva Aristotele, polis popolo, perché per noi politica è il classico politico che sale al palazzo. Purtroppo lì ci hanno fatto perdere le radici di quella che è la politica, perché per me politica sono due anziani, due persone, due comari, due persone qualunque che per strada parlano di qualunque problema pubblico o di qualunque proposta eventualmente per il pubblico. Quella per me è politica allo stato puro. Il significato più puro del termine politica. Esatto, e nessuno può dire che la politica fa schifo se intesa in quel senso, però purtroppo i vostri colleghi, quelli che però fanno parte della comunicazione mainstream. Non sono giornalista, per cui non posso arrogarmi. Vabbè, dico collega anche se manca il titolo, però comunque lo scopo è quello del fare informazione, quindi il senso è quello. In un certo modo. Sì. Loro vantano di essere informazione ufficiale, quando poi, se uno scava appena si scopre tutt'altro, e quindi la parola ufficiale diventa un pochino discutibile. Un tantino, sì. Esatto. Quindi dicevo, il passaggio col Movimento 5 Stelle secondo me è stato, non dico obbligato, ma quasi, perché uno si guarda al momento cosa sta succedendo, qual è lo scenario, e in quel periodo pareva quello, e io ho dato un paio d'anni della mia vita a questo movimento, non trascurando tra l'altro un altro tema importante che riguarda la nostra isola, la questione zona franca. Io mi sono annosa purtroppo. Io mi sono fatto promotore della questione zona franca a fine 2012, creando un evento a Tortolì, tra l'altro primo evento in Sardegna dove il problema zona franca è stato trattato come monotema, perché fino ad allora il problema zona franca veniva trattato nei vari incontri che facevano la dottoressa Maria Rosaria Randaccio, l'avvocato Francesco Scifo, in quel periodo ancora l'avvocato Paola Musu, no? Parlo di diversi anni fa, ovviamente. Trattavano il problema zona franca assieme ad una marea di problemi, tra cui anatocismo bancario, studi di settore, usura, insomma, il cittadino si trova davanti a una marea di problemi e poi non sa distinguere qual è quello prioritario. Quando io in uno di questi incontri a Galtellì a settembre del 2012 conobbi la legge 75 del 98, da cittadino sinceramente rimasi scandalizzato, perché avevamo una legge istituita ferma lì al palo, senza che nessuno ci desse un minimo di importanza, cosa che invece avrebbe, se sfruttata da subito, dato qualche vantaggio a noi, visto che senza voler cercare nulla in più di quello che hanno gli altri, semplicemente uno strumento che ci potesse portare con qualche vantaggio maggiore, visto che 300 km di mare, scusate, sono penalizzanti rispetto a chi nella terraferma in penisola si può muovere tranquillamente. Siamo ancora qui a parlare di questa cosa, non si è sbloccato nulla, accidenti. Esatto, però questo purtroppo perché alla fine scelte politiche sbagliate dagli stessi promotori hanno portato a una disgregazione del movimento, e quando purtroppo poi un movimento si disgrega, è quando i buoi scappano dalla stalla, come si può dire, è un problema riprenderli, nonostante il tema fosse e sia un tema nobile.
Sempre nella mia ricerca, comunque da cittadino, che io dico dovrebbe essere di qualunque cittadino, essere alla ricerca di una strada che porta verso il cambiamento, incontrai ai primi del 2016 il progetto Coem attraverso alcuni amici che tra l'altro erano compagni di viaggio nelle diverse precedenti avventure di artigiani e commercianti liberi in zona franca. Ovviamente all'inizio anch'io non ne capii bene il senso, perché è un progetto molto complesso, certo. Perché si parla di un progetto di ingegneria sociale, economico e finanziario, e come tutti i progetti ingegneristici non sono proprio semplici da capire così. No. Ma la cosa che posso evidenziare velocemente e che è quella che mi ha portato poi a seguire assiduamente, molto serenamente, tranquillamente questo movimento, è la scoperta quella che viene definita dal fondatore della vera causa delle cicliche crisi e quindi povertà, cioè quello che nella storia periodicamente si ripete. Infatti per noi questo che sta succedendo adesso non è una novità. Il fondatore ce lo sta dicendo da 5 anni che sarebbe successo un qualcosa, non sarebbe stata una terza guerra mondiale come in altre epoche sarebbe successa, visti i gravi disastri, diseguaglianze tra i vari stati. Perché una terza guerra mondiale ai giorni d'oggi con le tecnologie atomiche sarebbe stato pericoloso anche per quei signori che da diversi secoli pilottano un pochino l'umanità. Sì, esattamente. Quindi da lì sono stato spronato a studiare e quindi a scavare, a conoscere appunto questa vera causa che si tratta il tema della creazione monetaria. Quindi una volta che io ho capito perfettamente quello che si cela dietro la produzione della moneta, lì capì la malafede di Grillo, perché sono sincero, all'inizio seguivo ancora assieme i due movimenti, addirittura criticavo un po' Maurizio Sarlo perché criticava a sua volta aspramente Beppe Grillo, ma lui sapeva effettivamente quello che stava dicendo, perché dall'alto della sua conoscenza sapeva che era tutta fuffa, ma conosceva esattamente proprio le motivazioni. Perché poi la questione della moneta, che tra l'altro a noi Beppe Grillo non ci parlò mai, io ci cascai in pieno come cittadino, convinto che i problemi fossero le auto blu, i vitalizi per le pensioni d'oro, le auto blu, insomma non è questo il problema. E si capisce che non è quello il problema quando si capisce effettivamente la questione monetaria. Attenzione, ho detto non è un problema, non che poi sia una cosa giusta, perché molte persone poi giustamente dicono ma però non va bene, loro prendono troppi quattrini, c'è chi non arriva a fine mese. D'accordissimo, non è una cosa equa, ma non è quello il problema. Tant'è vero che con le mie ricerche scoprì dei video che poi sono visibili a tutti in rete, dove queste cose qua le spiega perfettamente Beppe Grillo. Quindi il problema è come la questione monetaria, e non è che stiamo parlando di un problema qualunque, stiamo parlando del problema. Certo, un problema da non poco, un problema che voglio approfondire nel prossimo blocco, perché adesso andiamo in pausa musicale, perché è molto interessante. Voglio comunque, a parte di approfondire il problema che è molto interessante, anche collegare questo alle attività che il movimento anche in sede locale sta portando avanti, e poi discuteremo anche di problemi più grossi, grandi movimenti, grandi cambiamenti che stanno avvenendo adesso, perché siamo in un periodo incredibilmente fecondo di cambiamenti, non tutti belli, però ci stiamo dentro. Dopo il pezzo torniamo con i Dialoghi Virali, una nuova puntata con Alberto Cavillo del Partito Valore Urbano, di nuovo con noi. A dopo. Qui la pila, chi la la, alla fila per la la. E tutti caghi, e tutti caghi. C'è la pila come spendi mani, io ciò che ho oggi non lo avrò domani. Giro coi cugi e che i cani, metto rime in busta, beat Arab Money. Mi costruisco un parco, lo chiamerò Neverland. Quando sono stanco, prendo 7 suite a Las Vegas. Comunica il Papa, mi compro una chiesa, mi compro la mummia di Madre Teresa, mi compro una villa a Miami. Sarò ucciso sui gradini della mia villa a Miami, per morire sui gradini della tua villa a Miami. Devi avere una villa a Miami, vuoi diventare famoso tra tutti sti scemi. Over the top of the pops, fai uno skit per lo spot day. Gioco
poco pop, poi è uno shock. Ci vuole mani, c'ho le mani bucate, faccio sogni lontani e poi non gira le carte. Giorni vani, quante ne hai imbroccate, quante ne hai sbroccato e dopo quante serate. Su divani cani fanno molte cose malate, se chiusi in casa isolate si spendono soldi e palate. E la mini con che money, quante mini al mare, quanti money al mare, tante one al mare. Qui la pila, chi la fa la fila per la e tutti caghi, e tutti caghi. La scintilla la more la e tutti caghi, e tutti caghi. Ci vogliono soldi a palla solo per stare a galla, se li spendi la tua bocca si imbarra. In Italia c'è la crisi che la droga è cara, occhiaie sui visi della gente più varia. Bevo troppa birra e spendo aria, qui in estate la rabbia, d'inverno le notti le passi chiusi in un'utilitaria. Non lo puoi fare in Italia, così fan tutti in Italia. Ma c'è la crisi in Italia, sì c'è la crisi, ma si fan tutti in Italia. Incollo carta con le mani, strappo questa mia vita. Non leggo quasi mai giornali, magari trovi un amico. Da sempre siamo un po' animali, dopo 3 litri di birra che ci vedi gli occhi strani, non capisci che dico. C'è chi da anni manda i dischi che tu balli al lido, che tu danni prendi fischi e non ti fanno un fido. Spendi money, non ho niente in tasca, ti prendo la donna, la vasca e il mojito. Qui la pila, chi la fa la fila per la e tutti caghi, e tutti caghi. La scintilla la more la e tutti caghi, e tutti caghi. La mini gialla la gli occhi a palla la e tutti caghi, e tutti caghi. Il cuore a palla la tu fa la e poi ti caghi, e poi ti caghi. Dialoghi virali, la scatola della mente torna a parlare della questione, diciamo così, coronavirus alla lontana, questione lockdown, questioni politiche, sociali, molto importanti in questo periodo di grandi cambiamenti. I nostri dialoghi virali vogliono essere un tentativo di comprensione, un tentativo di informazione, un tentativo di dialogo con diversi attori, con diversi elementi, enti, individui, organizzazioni che si occupano e cercano, diciamo così, di attivarsi per guidare verso cambiamenti positivi la società, in questo momento così critico per la libertà delle persone e per i diritti di tutti e in generale per il benessere della comunità. E qui con noi c'è un appartenente a un movimento politico che si sta occupando di questo, che è appunto il PV, Partito Valore Umano, già con noi con l'intervista al dottor Maurizio Sarlo, e qui con noi l'altra volta con Alberto Cabiddu, rappresentante segretario regionale del partito, e ci sta raccontando la sua storia, le sue vicende, che sta anche raccontando come ha affrontato alcuni scottanti, importanti problemi di carattere sociale ed economico che l'hanno portato a scoprire ulteriormente nuove cose nella sua vita di attivista politico, oltre che di persona interessata, di cittadino soprattutto. Allora Alberto, siamo arrivati quindi a capire che il problema della moneta è importante nella vita della comunità, siamo arrivati a capire come spesso magari alcuni movimenti fossero nati con l'idea di operare un cambiamento importante da questo punto di vista, poi però alla fine i nodi vengono al pettine. Sì, i nodi vengono al pettine probabilmente perché diciamo la grande massa non ha mai afferrato effettivamente bene il concetto. E qui veniamo chiamati noi come circoli, come appartenenti a questo gruppo, perché una nostra responsabilità è proprio questa, perché noi siamo chiamati ad essere antenne ricce e trasmittenti nel territorio, quindi persone che hanno capito qual è il problema e cercano di spiegarlo. Ovviamente non è argomento facile. Certo che no. La buonanima del professor Auriti, morto 10 anni fa, conosciuto purtroppo poco, oscurato, dico, sì, dalla grande comunicazione, diceva proprio questo: è un meccanismo talmente semplice che è difficile da comprendere. Io dico è quasi difficile da accettare più che comprendere, sì, perché è talmente banale che non si riesce ad accettarlo. Però
io sono molto contento perché in questi anni sto vedendo crescere un consenso, sto vedendo crescere consapevolezza riguardo a questo argomento, ancora poco rispetto alla grande massa, ma comunque un numero in costante aumento. Secondo me questa è la strada che poi porterà inevitabilmente verso un cambiamento vero. Beh, l'auspicio è questo, insomma, un cambiamento che possa garantire più libertà, più diritti, più benessere, un vero cambiamento sociale e politico. Ce lo auguriamo tutti, molti di noi stanno impegnando, e anche lei sta impegnando parecchio, insomma, si vede, si capisce anche da quello che sta dicendo. Per un certo punto, quindi, il suo percorso di coscienza politica, di coscienza civica, incontra appunto il PVU, incontra questo movimento e quindi decide anche di attivarsi per cercare di portare avanti questo progetto a livello locale. E come sta andando in questo momento? Beh, ovviamente come tutti i bambini che nascono la forza è quella che hanno bisogno di aiuto, certo. Però come ogni buon seme alla fine ha possibilità di crescere forte e rigoglioso, come Benissimo. si dice. Noi le caratteristiche ce le abbiamo. Di una cosa mi posso vantare o posso dare vanto del movimento: non si stanno andando in giro a raccontare bugie o a nascondere le cose. Il tema monetario rimane fondamentale, perché una volta che si capisce quel tema si capisce perché poi quando si arriva al palazzo si cambia casacca, si cambia modo di agire, si cambiano molte cose, ma effettivamente lì non è mai cambiato nulla. Siamo noi, popolo inteso, che non abbiamo ancora afferrato bene questo concetto, perché è verissimo, come dicono molti, che tutte le persone che arrivano lì poi cambiano, e posso anche concordare in parte. Ma se il popolo acquisisce l'importanza del tema monetario, è vero anche che io posso riuscire ad arrivare a Roma e disattendere da quello che sono state le mie promesse, ma non credo che il giorno dopo riuscirei a riempire le piazze o che troverei file di persone disposte a farsi i selfie con me. Non credo proprio. No, ovviamente stiamo parlando di estrema consapevolezza in senso positivo. Sì, a un certo punto dovremmo anche si rende conto che magari determinate pratiche non corrispondono agli ideali che uno ha predicato durante una campagna elettorale, durante la crescita di un movimento politico, e alla fine si arriva al pagamento dello scotto inevitabile, che è appunto la perdita di consenso, la perdita di credibilità. E questo sta succedendo con diversi movimenti politici che stanno appunto avendo un calo a picco dei consensi proprio per la mancanza di coerenza. Non che sia una novità nella politica italiana, intendiamoci, però in questo periodo è veramente palese, e quindi ce ne stiamo forse tutti rendendo conto, e forse quest'ultimo periodo molto grave, molto difficile, ha aumentato, ha accelerato si spera, questa presa di coscienza. Ecco, almeno penso che sia così. Lei cosa ne pensa? Sì, è sicuramente così. Per ricostruire bisogna ripartire dalle ceneri, si dice, no? Quindi bisogna toccare il fondo. L'eterna fenice. In sardo si dice su bisogno porta sue ciaccurre, no? Sì, e quindi se non si arriva all'estremo bisogno non si trova il momento per informarsi a dovere. Il segreto è l'informazione. Assolutamente. Contro un uomo informato, acculturato, è difficile che poi questa persona venga presa in giro o raggirata. Esattamente. Perlomeno può succedere, ma aumenta seriamente il pericolo per il raggiratore. È abbastanza, senso. Più una persona è, come dice lei, informata e acculturata, più l'ingannatore, il raggiratore di turno deve stare attento a eventuali reazioni della persona in questione, perché ovviamente subirà un rovescio molto brutto. Quindi spero che l'ingannatore deve cominciare a correre da questo punto di vista. Vabbè, comunque, queste sono le forconate che mi vengono in mente ogni tanto. Ma torniamo a noi. Abbiamo appena superato? No. Non è esatto, non abbiamo ancora ben superato un periodo molto difficile, perché ci stiamo ancora dentro, perché abbiamo avuto notizia recente tutti noi di sciagurate intenzioni di prolungamento di uno stato di emergenza. Ora, lei si è fatto sicuramente un'idea di quello che sta succedendo, perché sicuramente in quanto cittadino, in quanto movimentista, in quanto persona interessata a livello politico si è fatta un'idea e ha anche agito, immagino. Io durante il dialogo col dottor Sarlo ebbi modo di sollevare il problema e entrambi convenimmo che si stava compiendo una colossale rapina di diritti, di libertà nei confronti del popolo italiano. Questa rapina dura tuttora, perché anche se hanno allentato fondamentalmente i cordoni, c'è un guinzaglio potenziale che continua a sussistere,
E questo è un grosso pericolo. Quindi come dobbiamo agire? Qual è la situazione? Ma le armi che abbiamo a disposizione non sono tantissime, vista la grandezza del movimento e la potenza economica, perché noi ci autofinanziamo, certo, qualunque cosa mettiamo a mano al portafoglio e ci autofinanziamo, volutamente non accettiamo finanziamenti da terzi, perché poi da questi terzi solitamente dopo scattano pretese che spesso non sono molto molto etiche, sì, e noi preferiamo magari fare dei passi più piccoli, però essere liberi da quel punto di vista. Però comunque pochi passi ma determinati e verso la direzione giusta. Noi e purtroppo qui mi pare che risultiamo l'unico partito, anche se ancora piccolo, che ci siamo occupati della vicenda andando un pochino controcorrente, perché mentre tutti gli esponenti li vediamo in giro con la mascherina e a incitare a vaccinazioni piuttosto che distanziamenti, noi invece ci siamo presi la briga di andare a incontrare persone titolati a parlare, quindi parliamo di importanti virologi, scienziati, che invece suonano una musica diversa, nel senso che hanno una versione completamente diversa, e ciò che emerge da questi professionisti è un'altra verità. Tra l'altro poi dubbiosi del fatto che a livello istituzionale si fa spesso riferimento a persone che poi parrebbero in conflitto di interessi con case farmaceutiche e quant'altro, allora il minimo che possa fare un cittadino comune è quello di appellarsi alla giustizia. Quello che stiamo facendo noi in questo momento è ci stiamo preparando a un esposto che noi definiamo epocale, sì, perché quello che sta succedendo effettivamente è un qualcosa di mondiale, quindi di epocale, ma epocale anche il ricorso, perché grazie al lavoro svolto appunto dal dottor Sarlo in questi anni si sono creati una marea di circoli in tutta Italia, e noi siamo sicuri che riusciremo ad arrivare col nostro esposto in tutte le procure d'Italia, perché ovviamente dalle caserme varie di polizia, carabinieri e finanza la procura di riferimento verrà informata, anche se poi ci sarà una procura che riassumerà il tutto e porterà avanti l'esposto. E in questo esposto noi non facciamo accuse, noi ci mettiamo al riparo, noi e le persone le quali invitiamo a fare l'esposto, perché altrimenti sarebbe una denuncia è un'accusa bella e buona, e se non hai prove in tasca potresti correre il rischio di essere controdenunciato e con i relativi problemi, insomma già basta i problemi che abbiamo. Quindi noi abbiamo scelto la strada dell'esposto in quanto più sicuro, però allo stesso tempo mette in mano ai magistrati una responsabilità importante, quella del dare risposte a decine di migliaia, perché questi saranno gli esposti che arriveranno, decine di migliaia di cittadini che chiedono chiarimenti. Perché io ti dico ok al distanziamento, ok alla mascherina, ok al bambino che va a scuola e se lo beccano con 38,5 di febbre lo prendono e lo portano via chissà dove, perché a queste cose ci hanno abituato ad ascoltare e a sentire. Ok a un vaccino tra l'altro obbligatorio, che insomma già solo questo sa un po' di fascista, detto da gruppi che hanno lottato contro il fascismo, insomma mi lascia un pochino, permettetemi, perplesso. Quindi noi cosa stiamo chiedendo in pratica con questo esposto? Stiamo chiedendo alla magistratura che faccia luce, e la magistratura sappiamo che non si ferma al politico di riferimento o al suo virologo di riferimento, ma è giustamente costretto dal suo lavoro ad ascoltare tutti, ma più che ascoltare trovare le prove. Secondo noi si sta barando tanto dall'altra parte, però è solo un sentore. Lo vedremo più avanti quando la magistratura ci metterà a mano. Secondo noi insomma verranno alla luce problemi molto interessanti. Penso anch'io, infatti sarebbe interessante anche evidenziare questi problemi, ma lo faremo dopo il prossimo blocco, dopo la fase musicale, perché vorremmo avere qualche dettaglio in più su questo famoso esposto epocale che sta girando molto sui social e che ci sta incuriosendo. Quindi oggi dialoghi virali, scatola della mente,
continuiamo a parlare di lockdown, coronavirus, questi problemi virali appunto molto importanti, con un ospite che è Alberto Capitu, Partito Valore Umano. Vado per te. Scatola della mente, di nuovo qua, interessante parlare, importante soprattutto parlare di questi argomenti che hanno a che fare quindi con tutto il periodo, lockdown, coronavirus, situazioni limite, privazione di diritti, lotta per la difesa della libertà dei diritti e del benessere delle persone, è un argomento che non ci stancherà mai, perché Ascolto Live continua a essere vigile con i dialoghi virali e con noi c'è una persona che fa parte di un movimento politico che si sta attivando e che abbiamo già conosciuto, che è il Partito Valore Umano. Alberto Capitu con noi, ci stava parlando di questa interessante e importante iniziativa legale che è appunto l'esposto chiamato da voi epocale, per cercare di informare e portare l'attenzione dell'autorità giudiziaria una situazione inerente a questo periodo molto problematico e ricco di interrogativi e ricco anche di aspetti contraddittori. Però è bello anche dare qualche dettaglio in più, qualche spiegazione in più rispetto a questa iniziativa, ecco.
Stiamo cercando, sì, prego. Sì, allora, un po' dall'inizio bisogna dire che una persona con un minimo di intelligenza si insospettisce quando succedono tutta una serie di cose. Riferisco al fatto che parrebbe che si fosse a conoscenza di questo virus già da novembre, parrebbe che si fosse pronti ad ogni evenienza, parrebbe che non ci avrebbe toccato, parrebbe insomma che l'Italia fosse pronta a tutto. Mentre invece poi abbiamo scoperto strada facendo che non eravamo assolutamente pronti, ci siamo visti e tuttora gli ospedali stanno funzionando parzialmente perché è ancora in essere questo DPCM. Un altro aspetto di cui si occupa diciamo il movimento, in questo caso il partito, è dell'ascoltare attentamente le voci chiamiamole più deboli, io direi le voci più inascoltate o meglio oscurate. Certo. Perché a volte quella vocina alla quale non viene dato spazio in giornali, TV, televisioni, spesso dice la verità, cioè la storia ci insegna. Abbiamo nella storia messo al rogo delle persone che avevano ragione da vendere e l'abbiamo imparato a nostre spese nella storia. Lo stesso Galilei l'abbiamo messo in prigione perché si era permesso di dire un qualcosa che gli intellettuali dell'epoca non riuscivano a capire. Siccome siamo in una fase abbastanza importante, siccome chi parla oggi non sono cittadini qualunque, ma sono degli esperti e giustamente hanno titolo a parlare, e quando queste persone non viene dato spazio in giornali e televisioni, anzi vengono addirittura accusate, tacciate, minacciate dallo stesso ordine dei medici di essere cacciate fuori o comunque di non dare informazioni, allora lì la cosa insospettisce ancora di più. E quindi noi siamo andati alla ricerca di queste persone e abbiamo cercato di costruire un pool, se lo vogliamo chiamare, no? Abbiamo cercato attraverso la struttura partito di dare voce a queste persone, tant'è vero che nell'esposto, oltre che la parte che riguarda lo studio legale che segue appunto l'esposto, c'è anche un gruppo di medici e scienziati che poi andranno a sostenere appunto le loro tesi. Certo. Ovvio, dopo la parola passerà inevitabilmente alla magistratura, però noi vantiamo un gruppo di medici e ricercatori che hanno in mano documentazioni abbastanza diciamo sicure, che comprovano l'inefficienza di quello che sta succedendo. Una cosa gravissima che ancora è oscurata dai grandi media, parrebbe che stessero usando dei protocolli sbagliati, perché, attenzione, non voglio accusare i medici perché anche loro diciamo fanno parte del sistema, e quindi se il protocollo viene imposto in una certa maniera, se il loro ordine per via di una cosa gravissima come è stata ipotizzata, questa del coronavirus, applicano i protocolli tagliando corto senza usare tutte le precauzioni, e una di queste è appunto lo sconsigliamento del fare autopsie. Per fortuna però che anche tra i nostri grandi medici c'è chi una volta che vede che i conti non tornano azzarda e invece fa le autopsie, e parrebbe che da queste sia emerso che non ci fossero delle polmoniti ma tromboembolie polmonari, quindi un altro tipo di problema che va affrontato con un altro tipo di cura. Addirittura pare che le cure iniziali fossero più lesive che curative, quindi però questo emergerà questo aspetto assieme ad altri nella indagine. Certamente, ovviamente il motivo di questa esposta, che ovviamente lei, quindi il desiderio anche di rendere giustizia alle persone che hanno sofferto delle perdite durante questa esperienza drammatica, e vogliono anche ragione capire, vogliono anche soddisfazione per capire cosa è successo esattamente ai loro cari. Troppe mancanze hanno portato a delle lutte, delle tragedie che forse si potevano evitare, e bisogna capire per poter anche intervenire. Esatto. Perché queste cose non si ripetono mai più. Ecco. L'esposto infatti è finalizzato appunto al capire. Noi chiediamo alla magistratura che ci dia evidenza scientifica
di quello che sta succedendo, perché oggi ne abbiamo sentito di tutto e di più. Magari chi è fermo ad ascoltare solo giornali e televisioni è fermo a un tipo di informazione, sì. ma chi ama spaziare, quindi sentire anche altre voci, per fortuna, grazie a Dio, anche nel mondo dell'informazione ci sono voci libere che si sentono di dire tutto, grazie a Dio siamo ancora in Italia, paese libero, quindi libertà di pensiero e di parola, e quindi se ne sentono veramente di tutti i colori, e quindi è bene che si faccia chiarezza su questo aspetto. Quindi la finalità proprio estrema dell'esposto è quello dell'avere una estrema chiarezza, che non deve essere un qualcosa detto così a parole, ma deve essere provato da qualcosa di scientifico. Molto scientifico. Assolutamente sì, assolutamente sì. E arriviamo a parlare anche della situazione attuale. Come diciamo all'inizio, stiamo navigando in acque incerte, poiché a oggi che è il 16 luglio 2020, stiamo parlando del prolungamento per altri 5 mesi dello stato di emergenza che è stato istituito il 31 gennaio di quest'anno, per non si capisce bene quale motivo, visto e considerato che comunque per fortuna a livello sanitario siamo in una situazione di relativa calma, e lo penso lo saremo anche a quest'autunno, senza grossi problemi credo, però ancora chi si sente giustificato e legittimato a prolungare uno stato di emergenza per chissà quale ragione, quindi con tutte le conseguenze estreme della situazione. Che motivo ha noi non lo capiamo bene, perché effettivamente noi non capiamo bene, però l'effetto lo possiamo capire benissimo. Un'altra compressione delle libertà potenziale, l'utilizzo di strumenti emergenziali che forse non sono neanche legittimati nell'utilizzo in questa situazione. Voi del PV avete preso sicuramente coscienza del problema e agirete, penso, in qualche modo, o pensate di agire in qualche modo, pensate comunque di sentire la vostra voce in qualche modo? Ma no, noi utilizziamo i metodi democratici e legali. Tra l'altro noi siamo contrari alle discese in piazza, ne abbiamo viste tante in questi ultimi 30 anni, a parte qualche piccolo contentino non è che abbiamo visto grandi risultati. Noi siamo contrari più che altro perché, e questo specialmente nelle grandi piazze, spesso magari in una sana manifestazione corre il rischio che si infiltra qualcuno che una volta può essere chiamato black bloc piuttosto che altro, riesce a fare talmente tanto casino da mettere nei guai gli organizzatori, persone comuni, pacifiche che vogliono magari manifestare veramente serenamente, e quindi poi va a cambiare questo scenario. Noi invece preferiamo lavorare un pochino più nel sottile, e l'esposto in questo caso è l'arma che abbiamo in questo momento a disposizione, oltre che il nostro continuo passaparola nelle nostre località. Noi abbiamo molta fiducia nell'esposto, speriamo che il numero delle persone che aderiscono sia numeroso, perché in base al numero delle persone aumenta anche la responsabilità di questi magistrati e quindi il loro agire. Noi speriamo che intervengano sufficientemente e si riesca a porre fine a questa pandemia, o per noi insomma falsa pandemia. Presunta tale, anche perché sono ruoli molto ambigui di organizzazioni internazionali che andrebbero chiariti, tipo l'OMS che andando avanti con i suoi proclami contraddittori sta creando più problemi di quanti riesce a risolverne, e non è molto bello, ecco. Ma è ovvio che anche un approfondimento di carattere scientifico ci può aiutare anche a chiarire questo aspetto della faccenda. Bene, allora, signor Capido, dunque in questo momento quindi, a parte l'esposto, avete comunque attività di informazione, di promozione, avete delle riunioni anche online in cui discutete i problemi, in ogni caso le persone che vogliono avvicinarsi a questo movimento dove possono andare, a chi si possono rivolgere? Ma possono trovarci attraverso il sito del partito, possono trovarci attraverso il sito del movimento COEM, quindi il programma Mondo Migliore. Bene. Insomma ci trovano, siamo presenti in tutte le province e
nell'80% dei comuni, quindi chi si vuole avvicinare, le possibilità ci sono tutte. Okay. Quindi la possibilità di far parte, di aderire e cercare di capire meglio questo progetto per poterne condividere gli obiettivi c'è ed è ampiamente disponibile. Quindi va bene così, insomma, ci si può avvicinare, quindi è un'altra iniziativa interessante e poi soprattutto non è un'iniziativa chiusa, perché comunque sia voi volete che coordinarvi con altri movimenti sul territorio per poter creare anche un coordinamento, qualcosa di importante che faccia anche massa critica nei confronti delle istituzioni, quindi non siete chiusi a prescindere assolutamente no. Se il fine è buono. Noi siamo gelosi più che altro del programma, poi del movimento o dello stesso partito non siamo particolarmente gelosi. Infatti noi diciamo spesso nelle nostre conferenze magari lo prendessero in carico tutti i partiti. Noi non siamo quelli che dicono mai con la Lega, mai con Salvini, mai con Berlusconi, no. Noi invece diciamo sì a tutte quelle persone che abbracciano a 360 gradi il programma, e il cuore del programma è appunto una emissione a credito per infrastrutture strategiche dello Stato, scusate, è un diritto di dignità per qualunque cittadino. So che può sembrare utopia, so che può sembrare fantascienza, però purtroppo utopia è continuare nella strada in cui siamo, perché ci sta portando veramente al baratro. Sì. L'unica strada che posso consigliare nella comprensione di questo è informarsi in rete, perché c'è tanta informazione che riguarda il mondo monetario. Una volta che si capisce questo, si riesce a capire, si vede meno utopico lo stesso progetto. Sì, assolutamente. Io consiglio poi, per chi non l'avesse mai visto, se avete voglia di cercarlo su internet, il documentario Zeitgeist, che è molto vecchio, risale a diversi anni fa, però dà una bellissima spiegazione del meccanismo della riserva monetaria, che aiuta a capire come funziona il denaro. Quindi se avete tempo cercate Zeitgeist su YouTube e vi farete un'idea del modo in cui si fa il denaro, si gestisce il denaro oggigiorno, ed è un interessante modo per capire anche il valore del progetto come quello che sta portando avanti il PV, anche ovviamente all'opera del signor Alberto Cabudu, che è stato qui con noi. Vuole salutare qualcuno, ringraziare qualcuno, segnalare qualcosa? No, ringrazio a voi, dico grazie a Dio che ci siete, per fortuna esistono persone che danno spazio ad un altro tipo di informazione, che poi può essere l'unica via d'uscita, perché qualcuno diceva non pretendere che le cose cambiano se continui a fare le stesse cose, quindi serva che gruppi di cittadini, chi con l'informazione, chi con la politica, chi con altri strumenti, anche mettendoci la faccia e la propria responsabilità, come stanno facendo appunto questi coraggiosi medici, che si sentono in dovere di esprimere il loro disappunto e quindi di far valere i loro titoli e di dire la verità vera. Beh, certo, quantomeno la necessità di dire la verità è la base fondamentale per creare una politica del benessere, una politica della condivisione. Siamo un po' tutti stufi di questi proclami che poi alla fine si accompagnano a una sola dose di menzogne o di incoerenze, non trovo? Insomma, sarebbe anche ora di cambiare anche il modo di comunicare. È vero, però il mio invito da cittadino che da una decina d'anni si occupa di politica, quella che noi amiamo definire politica con la P maiuscola, che poi è la politica, quella di strada, di cui ho parlato prima, due persone che parlano di problemi generali, quella è politica allo stato puro. Io dico questo: non fermiamoci semplicemente ad accusare il politichese o i politicanti, perché io stesso, nonostante sollevi qualche critica nei loro confronti, non mi sento minimamente di accusarli o peggio di giudicarli, perché non so alla fine cosa succede a chi arriva lassù, non so se viene minacciato, se viene ricattato, se magari è già in malafede, se è impazzito, non lo so, quindi non mi permetto assolutamente di giudicare, mentre quello che mi sento assolutamente di dire è al cittadino comune che non ci capisce nulla, che non sa più a cui rivolgersi, c'è fuori dall'informazione mainstream una marea di informazione, tanti i programmi, tante persone si stanno adoperando per portare messaggi e informazioni diversi.
A noi il dovere di saperli ascoltare, di discernere qual è la bugia, qual è la verità e poi di muoverci in maniera più intelligente. Assolutamente sì, condividiamo questo obiettivo, condividiamo questa intenzione e siamo qua appunto per dare corpo a questa nostra intenzione e a questa intenzione che condividiamo anche con voi. Benissimo, io ringrazio il signor Alberto Capiddu, Partito Valore Umano, segretario regionale, è venuto qua, ci ha esposto idee, programmi, progetti, iniziative soprattutto e il desiderio di voler cambiare in qualche modo positivo, di voler combattere per difendere il benessere delle persone e la libertà fondamentale di un individuo, che non è poco, assolutamente. Grazie a voi. Grazie a lei, questi erano Dialoghi Virali, Scatola della Mente, seguiteci, continuate a seguirci, noi continuiamo a parlare, non ci fermeremo, a meno che non ci chiudano il canale, e anche se ce lo chiudono c'è sempre Spreaker, dove potete trovare i nostri podcast, le nostre trasmissioni, quindi andate su Spreaker a cercare Radio Ascolto Live e poi cercateci su Instagram, cercateci su Facebook, i nostri aggiornamenti sono lì, e cercateci su YouTube, i nostri video sono a disposizione. Vi ringrazio, alla prossima puntata, Scatola della Mente, Dialoghi Virali, Radio Ascolto Live. Ciao a tutti.